caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine e Vibrosonica. Bentornati ad Un Caffè con l'Esperto, sono Claudio Campagnolo, siamo al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca e bentornato anche al professor Enzo Spisni che è venuto a trovarci e con cui proseguiremo una chiacchierata fatta un po' di tempo fa. Il professor Spisni è docente di fisiologia della nutrizione presso l'Università di Bologna. Allora, professore, mi sono rimasti dei cosiddetti colpi in canna nell'ultima intervista. Ad esempio, io proprio da utente ho la fissa, ogni volta che consumo della frutta o della verdura la lavo abbondantemente con il bicarbonato per togliere i pesticidi. Commetto una sciocchezza o quasi? No, è completamente inutile perché la maggior parte dei pesticidi che oggi vengono utilizzati sono pesticidi che vanno in sistemico nella pianta, cioè vengono, raccolti dalle radici e vanno in circolo nella pianta, in tutta la pianta, per cui lavare la superficie esterna col bicarbonato nel tentativo di togliere i pesticidi è assolutamente sciocco, così come è sciocco sbucciare la frutta per eliminare i pesticidi perché tanto sono tutti in sistemico. Si perdono invece vitamine importanti che sono nella buccia e non magari nella polpa del frutto. Qui stiamo parlando però di, intendevo frutta e verdura biologica, non oso immaginare cosa c'è nelle altre. Io parlavo della non biologica, okay. Anche in quella biologica non ha senso perché tutt'al più l'acqua, quello che viene utilizzato nel biologico è solfato di rame o cose di questo tipo, quindi l'acqua è più che sufficiente per asportare questi residui, quindi una volta lavata con l'acqua basta, insomma. Senta professore, nelle interviste di un po' di tempo fa, quando si parlava appunto dei bambini che non mangiano la frutta, a cui le madri danno appunto dei succhi di frutta, che è errore madornale, sì. Ma un'altra cosa che mi colpisce nell'osservare i bimbi sono sempre più spesso obesi. Questo potrebbe, oltre al fatto che esteticamente parlando non va bene per il bimbo, che non è ancora in grado di capire insomma, i danni che fa a se stesso dal punto di vista dell'alimentazione, poi questa obesità infantile è estremamente dannosa. È estremamente dannosa. L'obesità infantile predispone a una serie di patologie nella vita adulta impressionanti. E quindi l'obesità infantile va proprio combattuta alla radice. I genitori bisogna coinvolgerli perché spesso sono i genitori che commettono degli errori nell'alimentare i bambini e questi errori ovviamente finiscono per far diventare il bambino prima sovrappeso e poi obeso. Poi c'è una tendenza in Italia, nel sud soprattutto abbiamo dei livelli forti di obesità infantile, c'è una tendenza a pensare che il bambino sovrappeso è un bambino in salute. È esattamente vero il contrario. Il bambino obeso è un bambino o sovrappeso, è un bambino che ha più problematiche di salute di uno magro. Quindi i bambini magri sono tendenzialmente più in salute dei bambini sovrappeso o obesi. Senta, come si fa a diventare vegani? Allora, si diventa vegani o per moda o per convinzione in questo periodo, insomma. Parliamo di quelli che lo diventano per convinzione, ma ad ogni modo per diventare vegani bisogna, istruirsi moltissimo. Ecco, mi scusi, spieghiamo ancora a quei pochi che non sanno cosa significa Allora, vegani vuol dire non mangiare nulla di origine animale. È portare all'estremo la dieta vegetariana. Nella dieta vegetariana le uova ancora ci sono, i formaggi ci sono, i latticini in generale. Nella dieta vegana non c'è nulla di origine animale, addirittura molti tolgono anche il miele perché appunto le api sono animali. Ora è un'alimentazione dal mio punto di vista un po' estrema, ma bisogna dire che le maggiori associazioni internazionali per la salute l'hanno classificata come una dieta salutare, purché venga fatta da persone informate. Cioè non si diventa vegani eliminando la carne, latticini, eccetera. Si diventa vegani imparando ad integrare quello che si toglie con altri alimenti che sono ricchi di proteine, imparando ad associare le proteine, imparando a utilizzare i semi oleosi, imparando tutta una serie di preparazioni del cibo e una serie di procedure che servono per preparare gli alimenti che vanno appunto apprese con un po' di tempo. Non si può improvvisarsi vegani perché le carenze di vitamine, soprattutto vitamina B12, vitamina D, sono dietro l'angolo e sono molto pericolose soprattutto per i bambini. Qualcuno potrebbe dire che più che una scelta di vita è un lavoro. Esattamente, esattamente. Se uno vuole diventare vegano deve rendersi conto che fare i vegani è un mestiere e quindi bisogna dedicare molte ore al giorno alla ricerca degli alimenti e alla preparazione degli alimenti.
musical instruments to sound the air were made during the past. Now we have created a new instrument to sound the body with similar criterions, the Tibetan bed. Vibro, a polysensorial company. Senta, poi un'altra parte degli utenti, soprattutto quelli che vanno in palestra, ci vanno perché vogliono fortificare il fisico, vogliono ottenere muscoli, no? E quindi e lì arriva il personal trainer in agguato dietro il bilanciere e dice ci penso io, ti faccio io la dieta. Esatto. Allora, le diete dei personal trainer sono le cose pericolose, le più pericolose che girano nelle palestre dopo il doping. Perché i personal trainer non hanno nessuna formazione per fare queste diete e finiscono per fare delle diete sbilanciatissime, tendenzialmente iperproteiche, con un utilizzo abnorme di aminoacidi o proteine in barattolo che non servono a fare muscolo. Bisogna sfatare questa cosa. Non è che se uno mangia tante proteine o tanti aminoacidi fa il muscolo, non lo fa affatto. Per fare il muscolo bisogna fare l'allenamento giusto e avere un nutrizionista che sa di cosa si sta parlando, che costruisce una dieta corretta per l'apporto ovviamente calorico, per i micronutrienti, per tutto, e allora a quel punto il muscolo si associa a uno stato di salute, altrimenti queste diete iperproteiche sono diete pericolosissime che finiscono paradossalmente per mangiare il muscolo e per fare dei danni alle volte difficili da mettere a posto poi con le diete successive. A noi sono capitate diverse persone che sono arrivate con queste diete e veramente erano in condizioni metabolicamente sballate, diciamo così, ecco, perché mangiare troppe proteine ti altera il metabolismo in modo alle volte molto importante. Sì. Professor Spisni, quindi ci vuole cervello, insomma, in buona sostanza, no? Ci vuole cervello, bisogna affidarsi alle persone che sanno quello che stanno facendo e che hanno una formazione. A proposito di cervello, ed ecco, una formazione che magari si può ottenere, ad esempio, frequentando il master di secondo livello di alimentazione e educazione alla salute che voi ogni anno presso l'Università di Bologna tenete. Allora, stavo dicendo, ci vuole cervello, no? Nell'affrontare questi temi legati all'alimentazione. Mi ha incuriosito scoprire in passato che l'intestino viene definito il nostro secondo cervello e quindi certe malattie, certe forme psicosomatiche legate proprio all'intestino erano collegate a come stavamo noi anche da un punto di vista emotivo, no? Psicologico. Però mi risulta, e lei mi corregga se sbaglio, che adesso siamo arrivati anche all'opposto, cioè è l'intestino che riesce a condizionare il cervello. Esatto. Esattamente, si tratta del fatto che i due cervelli, il primo cervello e il secondo cervello, quello che abbiamo appunto nella pancia, comunicano tra di loro e si parlano costantemente e quindi quando uno dei due cervelli sta male porta l'altro a stare male, quindi se noi psicologicamente stiamo male abbiamo delle funzioni intestinali alterate, ma se il nostro cervello dell'intestino sta male perché per esempio è presente un'infiammazione cronica intestinale, allora le nostre risposte emotive sono alterate. Quindi il cervello, quindi stare bene, quello che dico sempre ai miei studenti, attenzione a prendere il partner per la gola è importante per questo motivo, perché se la sua pancia sta bene il suo cervello e stiamo bene anche noi. Quindi è fondamentale far stare bene il nostro cervello della pancia, il nostro secondo cervello. Quindi la saggezza delle nostre mamme, delle nostre nonne, adesso ha anche un valore scientifico. Esattamente. È stato acclarato scientificamente. È stato acclarato scientificamente. Now we have created a new instrument to sound the body with similar criterions, the Tibetan bed. You use it by lying down, just like on a bed, but its function consists in transmitting to the body sound and mechanical waves disguised as vibrations. Vibro, a polysensorial company. Salve, sono Claudio Campagnolo, vi aspetto tutti i giorni con il mio nuovo programma, Un caffè con l'esperto. Lo realizziamo qui, alle mie spalle, nello studio televisivo più bello di Padova, la Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Ogni giorno un esperto ci parlerà della sua professione, della sua vita, delle sue esperienze. Vi aspetto tutti i giorni sul canale 15 di Serenissima Televisione, grosso modo verso l'ora del TG.
Mi piace riprendere un tema che secondo me interessa a parecchi di chi ci sta seguendo in questo momento, che è quello delle intolleranze. Ecco, vogliamo ricordare che anche il tema delle intolleranze va affrontato sempre con il cervello di qui sopra? Esatto, va affrontato con il cervello, va affrontato con l'aiuto di persone competenti e va affrontato senza questi test non convenzionali che danno delle risposte. Io sono andato a fare diverse volte test non convenzionali per le intolleranze, non ho intolleranze nel senso che mangio di tutto e sto bene, però esco sempre positivo e sempre positivo a cose diverse. Quindi ognuno di noi, se va a fare questi test, esce con delle positività, ma sono positività assolutamente non scientifiche che non valgono nulla dal punto di vista dell'impostazione di una dieta. Quindi bisogna lavorare con dei professionisti e se c'è un sospetto di intolleranza andare a lavorare sull'eliminazione del gruppo di alimenti che si sospetta possa dare questo tipo di intolleranza. Il glutine, professore, fa male ai celiaci, ovviamente, però può far male anche, in buona sostanza, anche a chi non è celiaco? Certo, può far male a chi non è celiaco perché tutti quelli che vengono raggruppati sotto i sensibili al glutine, cioè sensibilità al glutine non celiaca, sono persone che hanno disturbi che sono disturbi sia del tratto gastrointestinale sia anche extraintestinali, alle volte hanno questa mente annebbiata, questa fatica molto, diciamo, questa sensazione di fatica serale molto molto presente e sono sintomi che sono collegati appunto a qualche cosa che ha a che fare con l'immunità innata e con una risposta dell'immunità innata al glutine. Quindi il glutine può fare male anche a chi non è celiaco. Se lei, professore, durante una cena, io immagino un po' come accade per i medici, no? Che il medico va a cena e l'amico gli dice avrei un dolorino qui sotto, cioè, chissà quante volte sarà capitato anche a lei durante un incontro tra amici che la subissero di domande. Quali sono, diciamo, i 3 errori più frequenti, più comuni che noi esseri umani commettiamo a tavola? Allora, parliamo di Italia, parliamo di, diciamo, una situazione in cui l'accesso al cibo è permesso, perché voglio dire, se andiamo in India i problemi sono altri. Se parliamo di noi, gli errori principali che commettiamo sono troppa carne. Noi tendiamo a mangiare la carne spesso 5, 6, 7, 8 volte a settimana e sono decisamente troppe. C'è un'idea che da una certa età in avanti qualcuno dice ah no, la carne va bene perché fa proteine, in realtà la carne è un fattore di rischio per diverse patologie, quindi noi tendenzialmente mangiamo troppa carne e mangiamo carboidrati troppo raffinati. Questo è un altro degli errori che facciamo perché tutti i prodotti industriali tendono a lavorare delle farine molto molto lavorate, che sono le 00, la farina 0, eccetera, le 000, mentre invece noi dovremmo mangiare tutta la parte anche dei cereali che diciamo non c'è più nelle farine raffinate, che sono anche vitamine, e quindi questo è un altro degli errori. Troppi carboidrati raffinati. E poi l'ultimo errore che commettiamo è quello di distaccarci troppo dalle nostre tradizioni, cioè dalla dieta mediterranea, quella tradizionalmente studiata dagli studiosi, diciamo anche anni e anni fa, come Ansel Keys, insomma. Questa dieta mediterranea prevede una base di verdure e di frutta molto ampia e noi ci stiamo staccando da questa tradizione mediterranea per volare al di là dell'oceano e andare verso le tradizioni americane. Potremmo salutarci con un nuovo detto che potrebbe essere moglie, buoi e cucina dei paesi tuoi. Esatto. Perfetto. Esatto. Grazie professor Enzo Spisni, docente di fisiologia della nutrizione all'Università di Bologna. Grazie a voi, arrivederci. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine e Vibrosonica.